La zona dei Colli presa di mira dai ladri in questi primi giorni del 2024, complici le abitazioni vuote. Per le vacanze molti al rientro hanno trovato brutte sorprese, ma anche chi è sempre stato a casa ha subito la visita dei predoni. È accaduto anche ai genitori del sindaco di Galzignano Terme, Riccardo Masin, che lunedì pomeriggio, al rientro da una visita medica, hanno trovato la casa svaligiata. I ladri hanno agito in pieno giorno. Nel primo pomeriggio, nel più classico dei modi, hanno forzato la finestra e hanno rovistato dappertutto, portando via anche alcuni gioielli di famiglia che hanno un grande valore affettivo per i genitori del sindaco. Scosso dalla vicenda personale e preoccupato per la sicurezza di tutti i suoi concittadini, il sindaco Masin ha deciso di chiedere ai carabinieri di intensificare i controlli sul territorio, in progetto anche un potenziamento della videosorveglianza. Sarà mio compito, ma non perché sono andati a casa dei miei genitori, perché effettivamente noi siamo cittadini normali, potrebbe essere successo a qualsiasi altro, di incentivare quelle che sono le attività di controllo durante, secondo me, le fasi pomeridiane, oltretutto perché mi sembrano che siano quelli gli orari che sono più battuti da queste scorribande di piccola criminalità che ci sono in questo periodo, soprattutto nel periodo natalizio. E poi l'incentivazione di quello che sarà la videosorveglianza. Noi a Gazziniano adesso tra aprile e maggio attiveremo quelli che sono i varchi su tutte le principali arterie d'entrata del nostro territorio, in modo di avere un controllo più capillare